Buongiorno a tutti. Allora, inizio con due battute, ma che non sono tante battute. Io pregherei davvero di spegnere i microfoni. Devo dirlo anche ad amici carissimi che il nostro grandioso Tommaso Pisagno non ha spento, ma perché gli vuole tanto bene, in primis il nostro consigliere nazionale Giovanni Di Bari e davvero prego Giorgio Valerio, eccetera, mantenere il microfono acceso crea poi un po' problemi di concentrazione di chi parla, un altro, un sottofondo che poi rende di difficile gestione l'evento. Io ho da confermarvi che alle 18 noi chiuderemo questo webinar, anche perché, tra virgolette, era la garanzia che avevamo dato fin dall'inizio. Questo webinar si inserisce non come primo, ma nell'ambito di quelle che sono attività proprie di un'EBA nazionale. È il primo atto informativo e avrebbe tenuto moltissimo ad esserci il presidente nazionale Franco Massi. Devo però portare io i saluti di Franco Massi perché il presidente ha avuto un poverino un significativo disguido con Ferrovie dello Stato. Oggi ha organizzato un comitato esecutivo, essendo lui presente a Roma e dovendo rientrare, ma c'è stato un brutto problema sulla linea. Tra l'altro, oggi il nostro presidente Massi ci ha garantito finalmente l'attivazione di una piattaforma di formazione a distanza che probabilmente utilizzeremo anche per la tematica del terzo settore. In questo mio ruolo sostitutivo di Franco Massi, io vi devo dire che noi abbiamo fondamentalmente più aspetti di supporto alle organizzazioni associate UNEBA. Il primo è uno supporto informativo, quindi questo webinar ed altri che noi organizzeremo davvero nel limite di aprire questo tema sulla riforma a seguito della Comfort Letter che ci dà circa un anno di tempo, letto in un modo di meno, letto in un altro di più, in particolare per chi ha la qualifica ONLUS, per prendere una decisione laddove si volesse già partire dal gennaio 26, e non parlo delle ONLUS che questa scelta la debbono comunque fare. In un secondo aspetto formativo, nel senso che UNEBA sta stilando un elenco di professionisti, commercialisti ed avvocati che, oltre a fare eventualmente una consulenza a tariffa agevolata, e ritroverete sul sito UNEBA, siano disponibili per i vari territori regionali di UNEBA a fare azioni formative in loco. Dopodiché faremo anche un'azione editoriale, un Instant Book che potrebbe uscire tra giugno e settembre di quest'anno a supporto tanto degli enti quanto dei loro professionisti. Con questo io chiudo i saluti e le indicazioni più di carattere generale che avrebbe dato il nostro presidente Franco Massi. Vi comunico che poi la relazione principale di questa nostra chiacchierata sarà fatta dal dottor Marco Petrillo, che se avete domande specifiche potete metterle in chat Zoom, su cui tenteremo poi di rispondere a tempo immediato, oppure le troverete poi sulla registrazione YouTube, o se lasciate i vostri riferimenti sarete contattati da un'EBA nazionale. Ma mi fermo qui con la parte saluti, ringraziando ancora Massi per quello che ci ha permesso di fare. Io oggi in realtà parlo solo a nome della commissione che coordino a livello di un'EBA nazionale, che è la commissione giuridica, e poi dopo di me parlerà il dottor Petrillo, che è il referente coordinatore della commissione fiscale. Primo tema, comfort letter.
Io mi permetterò di dividere questa mia breve relazione, sono le 17.09 alle 17.30, io finirò sicuramente di parlare. Mi permetto di aprire questa mia breve relazione sulla comfort letter dell'8 marzo. Al di là di ogni valutazione e giudizio, dobbiamo chiarirci su che cos'è una comfort letter. Una comfort letter nell'ordinamento dell'Unione Europea, che è meno formale dell'ordinamento interno italiano, è una dichiarazione da parte degli uffici, non della componente politico-istituzionale, ma degli uffici che vedono a loro capo un commissario, che è un ministro, che è la componente politica istituzionale. Gli uffici dichiarano che ciò che era stato oggetto di istanza autorizzatoria da parte del governo italiano in realtà non necessita di autorizzazione. Questo è estremamente importante perché potrebbe avere nella prospettiva futura alcune ricadute anche al resto della dimensione legislativa, soprattutto del decreto 117, ma in parte anche del decreto 112. Ossia, il dirigente massimo dell'ufficio aiuti e concorrenza dichiara che la serie di imposte per le quali l'Italia riteneva di ipotizzare una lesione della concorrenza e quindi una disciplina di aiuti comunitari a favore delle organizzazioni interessate, in realtà, dice la dirigenza della Commissione, non costituisce aiuto, quindi non necessita di autorizzazione. Le uniche due fattispecie rispetto alle quali la dirigenza della Commissione europea, Ufficio Concorrenze ed Aiuti, ritiene di far soggiacere ad ulteriore istruttoria, quindi a una verifica più approfondita, per capire se le due fattispecie sono lesive della concorrenza e costituiscano aiuto, sono i titoli di solidarietà, l'articolo 77 del decreto 117, e la defiscalizzazione degli investimenti nelle imprese sociali, l'articolo 18, commi 2 e seguenti del decreto legislativo 112. Quindi la comfort letter dice: tutto ciò che pensavate di autorizzare non necessita di essere autorizzato, quindi va bene. Questi due aspetti, i titoli di solidarietà e la defiscalizzazione degli investimenti, non ti sto dicendo che non li puoi fare. Debbo capire meglio e poi deciderò se anche loro non costituiscono aiuto e quindi integro la comfort letter e vanno bene così come sono, oppure se costituiscono aiuto, ma il commissario europeo alla concorrenza ritiene di autorizzarli. Questa fase istruttoria e il processo decisionale si concluderanno sicuramente entro la fine di quest'anno. A fronte di questa comfort letter, secondo punto, tempi, l'ordinamento italiano ha ritenuto che la comfort letter costituisca requisito sufficiente per rendere efficace quella parte di disciplina del 117 che si estendeva anche al 112, che fa quindi entrare in vigore a far tempo dal 1° gennaio del 2026 la nuova disciplina fiscale di cui si è ipotizzata l'autorizzazione. Ripeto, tutta, in gran parte si tratta dell'IRES, eccezion fatta che i titoli di solidarietà per ora e la defiscalizzazione sugli investimenti delle imprese sociali. Sempre rispetto ai tempi, bisogna specificare che quello che il governo italiano ha ritenuto essere condizione sufficiente per l'efficacia della decorrenza della nuova normativa resa efficace dalla dichiarazione di non necessità di concorrenza, abbia costituito anche condizione sufficiente per abrogare gli articoli da 10
A42 del decreto legislativo 460 del 1997, ossia abrogherà al 31 dicembre 2025 il genere Onlus. In realtà, ricordatevi, è estremamente importante, con l'abrogazione del genere Onlus, in quanto la comfort letter viene ritenuta efficace rispetto al costrutto della sospensione di efficacia delle norme sull'IRES e su quant'altro, viene anche abrogata, sempre a far tempo, dal 31 dicembre 2025, il cosiddetto dimezzamento dell'IRES per tutti gli enti non commerciali che rientravano in quella fattispecie del testo unico sulle imposte dirette che, come vi ricorderete, era stato oggetto di abrogazione già circa 5 anni fa e che invece era stato poi riattivato dichiarando che sarebbe poi decaduto quando fosse stato definitivamente entrato in vigore il nuovo ordinamento fiscale del terzo settore. Questo sui tempi di abrogazione ed efficacia. Poi c'è, chiamiamolo 3.1, tempi, il problema delle onlus. Mentre le onlus hanno l'abrogazione al 31 dicembre del 2025 della loro disciplina, che vale per le onlus ordinarie, ma vale anche per le onlus di diritto, che sono le organizzazioni di volontariato, ad oggi iscritte alla sezione RUNS del volontariato, e le cooperative sociali, ad oggi iscritte alla sezione imprese sociali del registro della Camera di Commercio apposito, ma che ricade nella disciplina del 112, entro il 31 di marzo del 2026 le Onlus dovranno decidere, tra virgolette, se A, entrare nel terzo settore, quindi acquisire una delle molto ipoteticamente 7 categorie possibili. In realtà le categorie realistiche sono 2/3, impresa sociale o ETS semplice per alcune l'ente filantropico se non hanno produzioni di beni e servizi, o uscire con o senza motivazioni specifiche. Vi è anche una fattispecie inserita in una norma di 2 anni fa che permette di uscire anche senza la devoluzione patrimoniale del patrimonio incrementale, oppure uscire con la devoluzione patrimoniale del patrimonio incrementale. Calcolate che per il calcolo della devoluzione patrimoniale del patrimonio incrementale è costituita un'apposita commissione all'interno del Consiglio nazionale che a breve dovrebbe dare delle indicazioni, ma separatamente, non oggi, in realtà abbiamo già mandato anche cellulare in tal senso. Ricordatevi che è stata inserita una norma in una legge di non più di un anno e mezzo fa, che dà facoltà alle Onlus anche di non riqualificarsi come enti di terzo settore, in particolare se non sono ex IPAB ma hanno controllo pubblico, sulla base di una normativa che le legittima un'uscita mantenendo il patrimonio, garantendo determinate attività e non commercialità. Quarto tema, che fare? Questo tema sarà esploso dal dottor Petrillo. Io mi limito a dire, e lascio tutto a lui, che il tema del che fare è prevalentemente un tema legato al cosiddetto test di commercialità, ossia capire se sono davanti a un ente che ha un utile per la produzione di beni e servizi che fa superiore al 6% o comunque continuativamente in positivo per più di 2 anni, oppure se sono davanti a quella particolare fattispecie all'interno del 117 che permette agli enti di mantenere la qualifica di ETS non commerciale pur avendo utili limitati inferiori al 6% per non più di 2 anni. Detto più, perdonatemi da teorico, lasciando la sostanza al dottor Petrillo, io vi devo sempre ricordare che la macro lettura di questa riforma è imprese sociali, enti commerciali che possono avere natura societaria, cooperativistica, fondativa o associativa o di ramo di ente religioso e la cui natura fiscale è commerciale, hanno poi la neutralità IRES
a fronte delle attività che esercitano e del fatto che usino gli utili per l'attività entro un determinato periodo. Gli ETS del 117, che sono 6 categorie, ricordatevi che, come da casellina prevista all'atto dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, possono avere sia fiscalità commerciale, di fatto avendo poi delle forfettizzazioni dell'imponibile a fini IRES, che fiscalità non commerciale. Scusate, fiscalità non commerciale avendo le forfettizzazioni, che fiscalità commerciale. Ossia, nel nostro ordinamento adesso è chiaramente sdoganata la presenza di enti che nel caso del 117 possono essere solo associativi o fondativi, la cui attività, laddove fosse esercitata in regime di commercialità, non gli toglie la qualifica di enti di terzo settore, gli toglie il regime di favor, ossia la forfettizzazione dell'imponibile a finire, il 5 per 1000 e la più dai meno versi fondamentalmente. Questo però è importante per capire che siamo usciti dall'ottica dei primi 9 articoli che restano in vigore del 460, che avevano una lettura identificativa degli enti non commerciali per quanto concerneva il mondo associativo e fondativo, e poi la fattispecie onlus che aveva la presunzione di non commercialità, mentre nel terzo settore si gioca un'altra e diversa partita. Ultimi temi che vi metto come se fossero, diciamo, delle puntarelle buttate lì. Il fatto che il nostro ordinamento avesse ipotizzato la necessità di un'autorizzazione comunitaria per la disciplina fiscale di questo nuovo terzo settore ha posto in essere alcuni comportamenti che sono, diciamo, potenzialmente dannosi per il futuro delle organizzazioni che producono beni e servizi e che magari escono dalla qualifica di onlus. Uno ha alcuni lati di non colpevolezza perché è estremamente complesso, tutto il tema dell'IVA che riprenderà Petrillo, soprattutto per le prestazioni domiciliari, che rischia di vedere la soggezione ad aliquote IVA differenziate per la medesima prestazione in ragione della natura fiscale dell'ente. Scusate, dell'ente. Il secondo, poco ancora studiato, ma molto significativo per il nostro mondo, soprattutto per chi aveva la qualifica di Onlus, è il tema dell'IRAP. L'IRAP è stata posta nel 117 con efficacia anche sul 112 nell'ottica della facoltà di esenzione e riduzione da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, le regioni. Per chi esce dal genere onlus, soprattutto se lombardo o ligure, veneto, ligure, piemontese o toscano, sa che nella mia regione lombarda, ad esempio, c'è stata sempre l'esenzione dall'IRAP, in altre regioni c'è stata la riduzione dell'IRAP. Lasciando stare che la riduzione per le onlus aveva un costo di sistema di un certo tipo, la riduzione dell'intero terzo settore sicuramente molto di più, ma la normativa del 117, applicabile anche al 112, ha ipotizzato una riduzione o un'esenzione IRAP cosiddetta nel limite del de minimis. Il de minimis è quella norma che si applica a situazioni di favor potenzialmente lesive della libera concorrenza e costituenti aiuti comunitari, che fa sì che l'aiuto abbia un limite all'interno dei 3 anni, 300.000 euro in un caso, 750.000 euro in un altro caso di maggior favore. Attenti che laddove io sottoponessi al de minimis di 300.000 euro, ad esempio l'esenzione IRAP, io mi troverei che se avessi più di un centinaio di dipendenti, per come oggi è strutturata la modalità di calcolo dell'imponibile di un ente non commerciale, mi troverei a non poter più godere della totale esenzione come facevo prima. Tutto questo però è A, oggetto di interesse e lobbying anche da parte di un'EBA nei confronti del governo, B, come meglio dirà Petrillo, è anche oggetto di una lettura della delega fiscale, la quale in questo momento sta ipotizzando di modificare la base imponibile
IRAP. Mi fermo qui dicendovi un'ultima cosa che è legata certamente a quella che dirà il dottor Marco Petrillo. Prima di fare una scelta definitiva, e in parte ho intravisto una domanda che non ho letto, ma immagino che a quello si riferisse, ci serve attendere la circolare che l'Agenzia delle Entrate effettuerà rispetto alla lettura dell'articolo 79, che è stato non approvato, ma dichiarato non costituente lesione comunitaria della concorrenza e aiuto così com'è. Certo, in quell'articolo ci sono dei passaggi estremamente anche molto interessanti e obiettivamente figli di una volontà politica che molti di noi hanno richiesto, ad esempio la dichiarazione di non imponibilità dei corrispettivi pubblici a favore dell'ex IPAB. Ecco, lasciando a Marco il tutto, ma davvero il consiglio, che sono certo che ripeterà lui dopo che vi ha spiegato meglio la materia, è attendiamo i supporti di interpretazione autentica dell'Agenzia delle Entrate o del MEF, ma che lo fa per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, sulla lettura dell'articolo 79 per garantire un test di commercialità che permetta al nostro ente di comprendere qual è la tipologia di figura più interessante per il suo futuro. Io qua mi fermo, ma è solo un inizio rispetto all'attività di UNEBA e passo la parola ringraziandolo al dottore Marco Petrillo. Grazie Luca, buonasera a tutti e bentrovati. Come diceva l'avvocato Regani, siamo arrivati al dunque, no? È arrivata questa comfort letter, ci siamo sempre lamentati che dopo un po' di anni, circa 7-8 anni, eravamo in una situazione di stallo, ma uno stallo che piacevolmente conduceva i nostri enti a mantenere provvisoriamente la qualificazione ONLUS, che piaccia o non piaccia, ma aveva una sua dignità legislativa con una sua anche determinazione della base imponibile pressoché certa. L'unica cosa che negli ultimi anni si era un po' inquinata era il contenzioso che è nato, che si sta sviluppando circa l'aliquota IRES, come diceva prima l'avvocato Regani, per quanto riguarda il mondo ONLUS, 24-12%, ma per il resto della qualificazione tributaria c'era comunque una certezza per quanto riguarda il processo di lavoro. Tant'è, questo non c'è più, non ci sarà più. Eh, Speravamo che con la trasposizione nel nostro panorama italiano tramite la comfort letter delle decisioni europee ci fosse qualche cambiamento, in particolare nel titolo decimo del decreto legislativo 117, che come ben sapete ha come primo articolo l'articolo 79, che è un po' l'articolo mamma, l'articolo madre di tutta la disciplina tributaria. Non tocchiamo oggi, anche perché è un webinar un po' informativo, poi Uneba vi scriverà per tutta una serie di altre iniziative, come diceva l'avvocato Regani, formative, informative, divulgative, no? Che seguiranno a partire da oggi fino alla fine dell'anno. Non toccheremo la fiscalità, anche perché è sotto, diciamo, ancora giudizio dalla Commissione Tax, come diceva l'avvocato Degani, tutto l'articolo 18 del decreto 112 che viene narrato come detassazione degli utili. Su questo non c'entriamo, anche perché aspettiamo il giudizio dell'Unione Europea. Allora, per dare qualche pillola, qualche consiglio anche a dei colleghi che ho visto collegati o comunque per confrontarci con voi. Qui il tema è ancora abbastanza complesso, quindi fortunatamente abbiamo qualche mese davanti. Abbiamo già in Consiglio nazionale del terzo settore settimana scorsa investito del problema l'Agenzia delle Entrate, che adesso è l'anello mancante in questa partita per il quale è partito un pressing perché anch'essa venga al tavolo di lavoro. Perché dico questo? Ma banalmente per un aspetto che è un po' la premessa dell'intervento di oggi, che è quello che il settore dove Uneba insiste è un settore che vede la presenza massiccia dei contributi a vario titolo, dei corrispettivi a vario titolo, ma tutto quel mondo comunque di introiti che provengono dalla pubblica amministrazione. Come ben sapete, la qualificazione tributaria di questi proventi oggi nella giurisprudenza tributaria
e alquanto discussa. Ci sono numerosi interpelli durante il Covid, ma prima e ancora oggi, che si sono succeduti, che vanno a equiparare in certi casi la qualificazione tributaria come proventi commerciali, proventi provenienti dalla pubblica amministrazione, in altri casi, quando non sono considerati proventi corrispettivo, ma sono considerati dei proventi contributo, considerati come proventi non commerciali. Come ben potete capire subito, questa distinzione per noi è dirimente, perché nel momento in cui vado ad inquadrare il mio ente, abbandonando la qualificazione onlus o comunque di ente non commerciale, previsto nel testo unico delle imposte sui redditi, articolo 73 e seguenti, dove lascio un regime fiscale certo, devo mettere in campo con i miei uffici amministrativi, i miei fiscalisti, insieme al consiglio di amministrazione, un ragionamento che mi porta a definire il nuovo inquadramento fiscale dell'ente. Quindi il momento critico che andremo ad affrontare è proprio questo, cioè gli enti sono chiamati a reinquadrarsi dal punto di vista tributario. Dico tributario perché a questo punto non riguarda solo l'imposizione diretta, ma riguarda anche tutto il mondo dell'imposizione diretta, dei tributi minori o delle imposte minori che ci girano intorno. Perché, come avete avuto modo di vedere in tutti questi anni, no? Anche di convegni o comunque di articoli specialistici, l'articolo, il libro il titolo decimo della riforma del terzo settore tratta l'imposizione fiscale diretta, IRES ed IRAP, ma anche tutti gli altri tributi indiretti, le imposte indirette, finanche a trattare l'IVA. Finanche a trattare l'IVA. Ecco, prima di entrare rapidamente in un tentativo di analisi di come potrebbe essere possibile reinquadrare i nostri enti, diamo subito un piccolo accenno e aggiornamento sul tema dell'IVA. In questi giorni ci sono altre riprese di stampa importante e altre sostanzialmente articoli giornalistici sui principali quotidiani di settore che toccano l'argomento IVA, ma che non riguarda il tema IVA del settore nostro. Lo dico subito perché sono arrivati un po' di quesiti anche in Uneba, richiamando questi ultimi interventi legislativi e di articoli giornalistici specialistici, riguarda il tema delle associazioni, dell'IVA sulle associazioni, dell'IVA sulle piccole associazioni. Il nostro tema dell'IVA arriva molto prima rispetto a questo tema delle piccole associazioni ed è un tema che riguarda il fatto, per il quale siamo molto arrabbiati, di un mancato coordinamento tra l'esenzione onlus che oggi le prestazioni sociosanitarie e assistenziali sanitarie erogate in regime residenziale da parte di una onlus sono tali, domani queste medesime prestazioni erogate sotto la qualifica giuridica di un ETS commerciale o di un'impresa sociale sono considerate IVAte, non più in esenzione, perché l'esenzione IVA è solo stata garantita per gli ETS non commerciali. Capite che questa, diciamo, questa mancata equiparazione, trasposizione dell'esenzione IVA da un regime giuridico all'altro sta creando parecchi danni al settore nostro. Quindi il tema dell'IVA a noi ha a che fare con questa analisi, con questa lente di lettura, non riguarda nulla a che fare con l'IVA sulle associazioni, no? Quando quindi si parla di IVA del terzo settore, bisogna fare questo distinguo. Questo era il punto sull'IVA. Torniamo al punto cruciale, visto la mezz'oretta che manca, sul reinquadramento degli enti. Occorre prendere l'articolo 79 in mano. Diciamolo subito, del decreto 117 del 2017. È un sillogismo, occorrerà leggerlo dalle 3 alle 4 volte, pronti via, per capire se abbiamo capito bene cosa è contenuto nell'articolo 79. È scritto veramente male, ma di questo abbiamo avuto già conferma anche con lo stesso MEF, con la stessa Agenzia delle Entrate, che il legislatore non ha fatto, diciamo, una totale e corretto esercizio di stesura, no? E di articolazione legislativa sull'articolo 79. È scritto veramente male. Abbiamo, io e l'avvocato Regani, che stiamo molto spingendo, un piccolo, diciamo,
una piccola speranza che la legge delega che prima l'avvocato Regani ha toccato, la legge delega di riforma fiscale del governo Meloni, che è la legge 111 del 2023, quella famosa che ha rimodulato gli scaglioni IRPEF, tanto per intenderci, che diciamo, in numerosi punti tocca i principali istituti fiscali del terzo settore, fino anche ad arrivare all'articolo 9, paventando un ripristino della fiscalità di vantaggio per gli enti che svolgono con certe modalità non commerciali anche funzioni sociali. Quindi con l'avvocato legale ci siamo detti, ma vuoi vedere che quello che perdiamo ora con le onlus riusciamo a recuperarlo sotto un'altra veste nominativa tramite questa possibilità prevista nella legge delega della riforma fiscale, quindi l'articolo 9 della legge 111 del 2023. Vedremo come andrà a finire, perché come ben sapete è una legge delega complessa che si attua pian pianino con i decreti attuativi e non siamo ancora arrivati alla parte che riguarda noi del terzo settore. Vedremo il Ministero delle Finanze che tempistica si doterà. Per non darci speranze inutili, per non sognare, ritorniamo al nostro farraginoso articolo 79. Perché è difficile da interpretare? Perché nel cercare di dare una linea di lavoro sulla parte tributaria, sostanzialmente cerca di dare un inquadramento prima all'ente come figura generica, poi pasticcia e richiama la qualificazione tributaria delle attività, poi ripasticcia e richiama la qualificazione tributaria delle entrate, le chiama le entrate, quindi i ricavi d'esercizio. Quindi capite che nel momento in cui vado ad analizzare questo articolo, ad oggi, presso il Forum Nazionale del Terzo Settore, presso le commissioni di lavoro, ci siamo dati un primo ordine di lettura, che è una interpretazione, diceva l'avvocato Degani, nostra di un EMA, in attesa che sia, diciamo, confermata, validata o modificata, poi vedremo insieme le modifiche, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Come dicevo, sotto almeno due punti di vista. Prima sulla la lettura sistemica che noi diamo, adesso vi dico, che poi inviterò voi poi a fare a casa presso i vostri uffici, in modo tale per capire se vi ritrovate, no? Nello sviluppo del test di commercialità. E secondariamente, come ho detto prima, dobbiamo ancora capire se i contributi che noi incassiamo dalle regioni perché apparteniamo ai sistemi sanitari regionali sono contributi a valenza commerciale con fiscalità propria o contributi non a valenza commerciale. Perché dico questo? Perché per l'ennesima volta l'avvocato Legale poi mi sgrida se non leggo bene, ma mi sono preparato, quindi non avrà motivo di sgridarmi. L'articolo 2, scusate, il comma 2 dell'articolo 79, dove si parla delle attività di interesse generale, quindi le attività sociosanitarie, sanitarie assistenziali, quelle che sono presenti nei nostri statuti, a un certo punto dice, guarda che devi verificare se lavori in maniera gratuita, devi verificare se lavori con una sostenibilità assente, quindi se lavori con i costi maggiori di ricavi, quindi verosimilmente se lavori producendo una perdita di esercizio, quando fai tutti questi esercizi, no, di valutazione che ho appena detto, devi verificare anche se hai importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Quindi il primo dubbio che nasce, già oggetto di quesito Agenzia delle Entrate, è: ma i contributi pubblici che noi incassiamo perché facente parte di un sistema sanitario regionale sono considerati importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento? Perché l'avvocato legale ci dice ci sono i LEA, ci sono tutta una serie di altre normative a supporto che ci possono portare ad indirizzare il ragionamento verso questo percorso. È evidente che anche in riferimento alla risposta dell'Agenzia delle Entrate su questi contributi potrebbe cambiare o variare l'inquadramento come complessivo dei nostri enti. Questo è il secondo punto di ragionamento che tiene sospeso, no, l'inquadramento finale. Aspettiamo quindi l'Agenzia delle Entrate che ha già iniziato a lavorare, ci hanno detto, dovrà pronunciarsi con una o più circolari interpretative, diciamo così.
Qual è sostanzialmente il metodo che, come un EBA, virgola, che sposiamo il metodo che finora ha espresso le commissioni di lavoro del Forum Nazionale del Terzo Settore, quindi non ci inventiamo nulla, ma andiamo dietro questa linea di pensiero e di ragionamento, ha proposto per indagare il test di commercialità. Qual è il vero tema? Che se io dal punto di vista tributario scelgo di diventare impresa commerciale, ex decreto 112, io sto già dichiarando al mondo che io faccio l'imprenditore sociale, impresa sociale. Quindi ho una serie di pro, una serie di contro, che poi nei vostri enti andrete a pesare, a soppesare, ma dal punto di vista civilistico, ma dal punto di vista tributario, io ho l'articolo 18 che è il mio riferimento del decreto 112, che è ancora sotto giudizio da parte dell'Unione Europea, che si parla di detassazione degli utili. Se passa così come è scritto, io con certe caratteristiche, con certi passaggi che devo fare preventivamente, sugli avanzi di esercizio non pago IRES. Non pago IRES. Quindi, impresa sociale non paga l'IRES. Ok? Si trascina dietro altri ragionamenti, perché ad esempio pago l'IMU, perché sto dicendo al mondo, come ho detto prima, che faccio l'imprenditore sociale e quindi io su tutti gli immobili, anche quelli dove svolgo prestazioni sociosanitarie assistenziali, dove oggi sono esente IMU, per chi non è contenzioso in corso, sicuramente dopo, dichiarando al comune che io ho scelto la qualificazione civilistica dell'impresa sociale, dal punto di vista tributario io mi trovo a pagare l'IMU. Questo diciamo per quanto riguarda il mondo delle imprese sociali. Poi c'è il mondo degli ETS, decreto 117 del 2017. Come diceva De Gani, sono i due o tre, diciamo, tipologie di inquadramento che stanno venendo avanti. L'ETS, io sono molto critico, l'avete capito, verso questo nuovo regime, diciamo, tributario che sta avanzando, perché l'ETS è una brutta bestia da analizzare, perché banalmente dice, nella sua semplicità, che si tramuta in drammaticità. Guarda che se tu sei un ETS non commerciale, ti comporti come ti comportavi prima con la qualificazione ONLUS. No IRES, non paghi IRES, e IRAP forse in base agli ordinamenti regionali. Ma se tu invece sei ETS commerciale, che è l'altra gamba, no? O sono l'uno o sono l'altro, vieni assoggettato ad imposte dirette, IRES ed IRAP, come se tu fossi, come se tu ti comportassi in una società di capitali. No? Quindi la domanda nasce spontanea. Come faccio a capire se sono ETS commerciale o ETS non commerciale? La risposta è immediata. Devo effettuare un test di commercialità. Quindi, come andiamo avanti nel ragionamento? Come si svolge un test di commercialità stante oggi l'articolo 79 del decreto 117 per come è scritto? L'interpretazione che noi diamo è questa. Si parte dal comma 5 e dal comma 5 bis dell'articolo 79. Perché? Perché lì si va ad indagare, in un sillogismo fiscale coerente, la natura di ente dal punto di vista tributario. Vi dico le prime righe come partono. Si considerano non commerciali gli enti del terzo settore di cui al comma 1 che svolgono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io parto a leggere il comma 5 e il comma 5 bis. Nel comma 5 c'è la qualificazione del mio ente, dal punto di vista tributario, dove andrete a vedere, a verificare che occorrerà prendere, mettere su un Excel il vostro bilancio, il vostro conto economico, partendo dalla distinzione precisa di tutti i ricavi d'esercizio, tutti i proventi d'esercizio, e accanto mettere sull'altra colonna tutti i costi di esercizio, tutti i costi di funzionamento. Meglio ancora se riesco ad abbinarli per linee di business, per linee di attività, quindi se io sono un ente multiservizio, per ogni servizio io debba essere comunque bravo nell'Excel a perimetrare esattamente, facciamo un esempio sull'RSA, che è quello più diffuso, i ricavi da RSA nella sua declinazione, nella sua specificità,
rette per anziani, contributi pubblici, ricavi da raccolta fondi, 5 per 1000, eccetera, eccetera, eccetera. E dall'altra parte devo essere bravo a catalogare tutti nell'Excel, tutti i costi che mi stanno per funzionare, per far funzionare il mondo delle mie RSA. E così se ho altri tipi di servizi a scendere nel foglio Excel. Perché questo consiglio vi do? Perché a un certo punto, leggendo l'articolo 79, si dice, guarda, puoi prendere, diciamo, in analisi proventi e costi o globalmente o per tipologie di attività, no? O categorie di proventi. Che cosa fa pendere un ragionamento rispetto all'altro? Il risultato finale del mio test di commercialità. E su questo aspettiamo anche risposta del fisco, perché faccio un esempio, se io dal punto di vista dei proventi prendo tutti quelli che ho, ragiono globalmente, e lì divido tra proventi commerciali e non commerciali, e i proventi commerciali sono superiori ai proventi non commerciali, io sono un ETS commerciale. Ok? Perché non sto lavorando secondo il comma 2, secondo quello che mi dice il comma 2. Quindi nel test di commercialità io devo, in sintesi, poi con l'avvocato Regani e con le commissioni di lavoro fiscale e giuridica stiamo stendendo un tools, un Excel, dateci tempo ancora qualche settimana, che sarà poi a disposizione di tutti, dove a livello di simulazione ci si può divertire mettendo dei valori per capire un po' che tipo di inquadramento può uscire. Sto cercando di capire anche l'Agenzia delle Entrate su alcuni quesiti come si porrà. Quindi io parto dal comma 5 e dal comma 5 bis. Devo mettere su un foglio Excel tutto il mio bilancio, partendo principalmente dai ricavi d'esercizio, spacchettandoli, e come secondo esercizio in Excel devo riuscire a perimetrare il conto economico specifico per ogni tipo di attività. Poi devo andare in fondo al mio conto economico caricato in Excel e devo verificare se ho globalmente e per ogni singolo tipo di attività o di linea di business un avanzo o un disavanzo. Ok. Secondo punto. Terzo punto, devo catalogare bene le mie attività che svolgo. Ci sono alcune attività che vengono svolte e catalogate, come dice l'articolo 5 del decreto 117, come AIG, attività di interesse generale, che sono quelle che devono necessariamente essere presenti nel vostro statuto. E poi ci sono alcune attività che vengono definite, l'articolo 6 e seguenti, se diverse. È evidente che se io inizialmente ho una maggioranza dei proventi che provengono da attività diverse rispetto ai proventi che provengono dalle attività di interesse generale, io sono un ETS commerciale. Ma questa è un'attività che faccio nel momento in cui spacchetto i ricavi e i costi per un singolo tipo di attività. Attenzione a chi negli anni sta svolgendo l'attività come fondazione, faccio un esempio, come associazione riconosciuta, fondazione riconosciuta, non avente la qualificazione ONLUS, perché non avete la qualificazione ONLUS potreste aver avuto un pochino più di flessibilità nel costruire le attività commerciali rispetto a chi ha la qualificazione ONLUS che invece ha visto precludere molte attività commerciali perché la 460-97 non prevede la possibilità di svolgere attività commerciali. Quindi, comma 5 bis, mettere sull'Excel tutto il mio bilancio d'esercizio, meglio ancora se diviso per categoria linee di business, guardo l'avanzo o disavanzo finale e guardo l'avanzo o disavanzo per ogni tipo di attività. Quindi se ho dal punto di vista organizzativo più attività, un RSA, un centro diurno, un RSD, un domiciliare, un hospice, eccetera, eccetera, devo essere bravo a costruire dei conti economici per ogni tipo di attività. 5 bis e poi torno sopra al comma 2. Questo è il sillogismo fiscale che stiamo creando. Quindi, quando andate a leggere l'articolo 79, vi invito ad iniziare la lettura dal comma 5, dal comma 5 bis, e poi si va sopra il comma 2. Cosa dice il comma 2? Il comma 2 dice, guarda, tu sostanzialmente devi dirmi
e lo vedi dall'Excel, dal conto economico che è messo nell'Excel, del comma 5 che ho appena detto, il comma 2 dice, guarda, devo solo capire se lavori in perdita, lavori in pareggio, quindi non hai margine, lavori in utile e se sì, sopra o sotto il 6% di ricavi, e come quarto punto, se lavori gratuitamente. Questo mi dice il comma 2. Quindi, questa risposta banalmente a questa domanda banalmente si dà la risposta prendendo in mano il foglio Excel del vostro conto economico. Qui dentro, qui dentro, vi ricordo che c'è quello che ho appena detto, la qualificazione tributaria dei contributi pubblici che stiamo aspettando. Perché nel momento in cui andate a prendere i ricavi di RSA o di RSD o i ricavi della vostra fondazione, del vostro ente convenzionato, accreditato, contrattualizzato con la regione di appartenenza, io ho le rette dei nonni che sono sicuramente proventi commerciali, no? E poi ho i contributi pubblici che possono essere, aspettando la risposta Agenzia delle Entrate, proventi commerciali e proventi non commerciali. Vado avanti, vado avanti. Il comma 2 bis mi dice, guarda che devi vedere se produci per i primi 3 anni di esercizio un avanzo all'esercizio non superiore al 6% dei ricavi. E qui capite c'è la risposta sì o c'è la risposta no. Quindi ad oggi parrebbe che ci sia una prima convenienza, no, di reinquadramento tributario per chi non ama molto le imprese sociali verso l'ETS non commerciale, purché abbiate un avanzo all'esercizio, detto anche utile, che sia inferiore al 6% dei ricavi. Per i primi 3 anni, quindi per il 2026, 2027 e 2028, anche se avete un utile di esercizio, siamo considerati ETS non commerciali. E nel 2029? Allora, ci sono delle canzoni che dicono chi vivrà vedrà, no? Però per essere un pochino più, diciamo, più realisti, allora, nel 2019 devo produrre una perdita di esercizio per far ripartire il triennio di produzione defiscalizzata degli avanzi di esercizio sotto il 6%. È scritto così? Sì, è scritto così. Quindi nel 2026, 27 e 28 io posso rimanere TS non commerciale se ho un avanzo all'esercizio inferiore al 6% dei ricavi. Al quarto anno 2029, se continuo ad avere un avanzo all'esercizio, a prescindere dal tipo di importo, anche di 1 euro, io divento ETS non commerciale. Quindi ho fatto 2026 ETS non commerciale, 2027 ETS non commerciale, 2028 ETS non commerciale, se ho un utile inferiore al 6% dei ricavi, 2029, a prescindere dall'utile che produco, purché sia utile, ETS commerciale. Come faccio a far riprendere il trenino dei 3 anni? Producendo una perdita di esercizio nel 29. 2030, 31, 32 parte il trenino triennale dell'ETS non commerciale. Capite che è abbastanza farraginosa questa impostazione e capite anche la critica forte che noi dalla Commissione Fiscale e Giuridica di UNEBA abbiamo avanzato su questo testo, su questo articolo del testo di legge. Quindi il test di commercialità come si sta sviluppando? Articolo 79, comma 5 bis, bilancio in Excel, comma 2 bis. Nel comma 3, grazie agli amici veneti e all'avvocato Regani, siamo riusciti ad inserire il comma 3 b bis, una, un'esimente fiscale che dovrebbe far gioire molti di voi collegati oggi. Lo leggo.
le attività di cui l'articolo 5, comma 1, lettera A, B e C, che sono sociosanitaria e sanitaria assistenziale, quindi siamo noi, se svolte da fondazioni dell'ex IPAB, se svolte dalle fondazioni dell'ex IPAB, e questo lo capite dalla vostra storia, dal vostro statuto, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività sanitarie e sociosanitarie, quindi non posso aprire un bar, ma gli utili eventualmente avanzati li devo reinvestire nelle attività sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, a condizione che i poveri amministratori non prendono un euro di compenso. Quindi, se io ho queste caratteristiche e le mantengo, io sono un ETS non commerciale di diritto. Quindi, nella nostra associazione UNEBA ci sono buona parte degli enti, delle fondazioni che sono ex IPAB. Oggi, a normativa ferma, l'avvocato Legani dice che questa normativa scricchiola ogni tanto, ha ragione, ma ad oggi a normativa ferma il consiglio è quello di abbracciare la qualificazione di ETS non commerciale, andando a modificare lo statuto in questa direzione, ovviamente evidenziando e rimarcando la qualifica di fondazioni ex IPAB. Questo diciamo che a grandi linee lo sviluppo del test di commercialità che vi invito adesso a fare a livello così proprio, diciamo, letterale, descrittivo come testo normativo dell'articolo 79. Poi, vi ripeto, stiamo studiando un Excel, un tools in Excel molto semplice che vi indirizza, vi guida nel ragionamento, diciamo, numerico rispetto a quello che vi ho descritto in questo momento. Mm, concludo dicendo che è evidente che il mondo degli associati UNEBA avente la qualificazione di cooperativa sociale o del mondo della cooperazione sociale non rientra in questo ragionamento, è escluso da questo ragionamento, perché sono considerate imprese sociali di diritto, scaricate in una visura camerale, sono già state, diciamo, trasmigrate di diritto d'ufficio, come la norma recitava, dentro anche il registro, la sottosezione delle imprese sociali, e siete anche presenti, per chi ha la forma giuridica della cooperativa sociale, nel RUNZ. Quindi avete la doppia iscrizione. Avete l'iscrizione nel RUNZ e mantenete, come sempre, ce l'avete anche prima, l'iscrizione in Camera di Commercio dentro nella sezione delle cooperative sociali, ora imprese sociali. Quindi l'articolo 79 non riguarda la fiscalità delle cooperative sociali che vive di fiscalità propria. Già dagli anni 80 in poi c'è tutta la fiscalità dedicata al mondo della cooperazione sociale che qui ovviamente oggi non tocchiamo. Il regime tributario del titolo decimo del decreto legislativo 117 del 17 riguarda gli enti che si iscriveranno nel RUNZ. Quindi oggi sono associazioni, fondazioni, enti morali che sono equiparati alle fondazioni sostanzialmente e altri tipi di enti, ma che adesso non andiamo a citare perché non riguardano in senso stretto la tipologia di associato di un'EBA che svolge attività sanitarie, sociosanitarie, assistenziali e diciamo correlate in misura minoritaria. Io, Luca, avrei fatto una carrellata veloce, mi rendo conto che il mio tema è abbastanza complesso, ho cercato di dare un tentativo di lettura dell'articolo 79, invogliando e spingendo tutti a farlo nei propri uffici, con anche uno schema logico di lettura. Eh, Resto a disposizione, vedo osservate molti quesiti. Cominciamo se vuoi a rispondere ai primi, poi magari avremo modo di rispondere successivamente un po' a tutti. Cosa dici, Luca? Allora, io innanzitutto ti ringrazio a nome del nostro amato presidente Massi, avendo tu i capelli scuri e riccioli e avendo io pochi e bianchi. In seconda battuta dico ai nostri associati, davvero a nome di entrambi, che questa è stata solo una prima chiacchierata e davvero come organizzazione di categoria di enti no profit l'obiettivo sarà rendere il più indolore possibile
un passaggio che è pieno di complessità, oggettivamente, difficilmente sarà foriero di una situazione migliorativa. In questo momento, come vi abbiamo detto, è stata sdoganata sia la disciplina ETS che la disciplina di impresa sociale, eccezion fatta per i titoli di solidarietà in una e per la defiscalizzazione degli investimenti nella seconda. Noi vi manderemo a breve ulteriori disponibilità sui territori, non solo mia e della dottor Petrillo, ma anche degli altri professionisti che abbiamo. Sul sito Uneba troverete i nominativi dei professionisti, diciamo, accreditati da Uneba, che saranno svariati, tanto della commissione fiscale, che non nego, secondo me, in questo momento essere più rilevante, quanto della commissione giuridica, che comunque è utile dal punto di vista, diciamo, civilistico ed amministrativo, quindi sia per lo statuto che per i rapporti con la PA, ma mi sento davvero di dare un plauso a Marco Petrillo, perché è proprio tutto quel ragionamento che lui ha fatto sul percorso di test di non commercialità che ci può dire cosa possiamo fare. Oggi si può cominciare, quando uscirà la circolare dell'agenzia noi immediatamente la comunicheremo e supporteremo. È solo un primo momento. Ho l'onere di dirvi, nel ringraziare Tommaso Bisagno, nostro grande giornalista, che questo webinar è già disponibile sul sito Uneba. Se Marco è d'accordo, darei un saluto a tutti. Sì, Luca, magari anch'io salutando, magari un paio di consigli veloci perché sono state un po' di domande che mi fanno ragionare su alcuni punti, magari di consiglio. Il primo consiglio è quello di dire, mi hanno scritto, ma le varie tipologie di attività sono quelle previste nel rendiconto nuovo formato del terzo settore, come attività diverse e rispetto alle attività, diciamo, di interesse generale, sì. Poi andrebbe a propria volta anche spacchettato tutto il tema dell'attività di interesse generale, perché è un tema unico. Secondo, consiglio, e poi dopo avremo modo di rispondere un po' con il nostro Tommaso, no? Con il nostro detto stampa, un po' a tutti i quesiti. Come ci regoliamo con questo anno che è appena iniziato? È evidente che se riuscissimo a portare a termine l'anno con l'attuale qualificazione, ad esempio Onlus, avremmo un risparmio fiscale non di poco conto. Mi rendo conto però che dobbiamo arrivare alla fine dell'anno, a modificare lo statuto e a iscriversi sostanzialmente sotto l'anno per portare a termine il regime tributario nella sua interezza. E capisco anche le domande che stanno arrivando dicendo non vorrei perdere l'ultimo anno di regime fiscale agevolato come qualificazione Onlus. Però Luca, la questione è anche delicata perché altrimenti dovrei spacchettare in due l'anno dal punto di vista fiscale, no? Altrimenti chiedo a te se sarà possibile negli statuti, so che state trattando questa tematica in commissione giuridica, mettere che il regime tributario decorre dal 1° gennaio, nel momento che vado a cambiare lo statuto a ottobre, novembre, sotto questo punto di vista. Questo è un tema nuovo da affrontare. Sì, calcola Marco, se, è una chiacchierata tra noi, ma credo che tutti potrebbero avere utile mantenere la qualifica ONLUS e il relativo regime tributario fino al 31 dicembre. Non solo per questioni di chiarezza, che però non sono da poco, ma anche perché così si seguirebbe, detto a schietto, la previsione legale, che comunque legislativamente permette il mantenimento del regime tributario. Certamente la modifica statutaria si potrebbe fare prima, anche andando a dichiarare nei 120 giorni la coerenza del patrimonio con la dichiarazione dei revisori, però il consiglio è poi, e lo deve fare il notaio, quindi bisogna ragionare in atti, porre in essere l'iscrizione a far tempo dall'esercizio 26, calcolando che una cosa che deve essere molto chiara: l'1 o il 7 gennaio del 26 o il 14 febbraio o il 25 di marzo comunque vedono l'intero anno con la nuova fiscalità e certamente non più con quella onlus. Quindi calcolate che, anche se vi sembra strano e anche giuridicamente lo è, il fatto di chiudere il 31 dicembre col regime onlus
vi dà la certezza che il 1° gennaio non avete regime onlus, perché il regime onlus non c'è più dal 1° gennaio. Quindi a voi avete termine il 31 marzo, ma anche se l'acquisite il 27 di marzo, poi antecede. Se perdeste la qualifica onlus invece il 28 di ottobre, poi fatemi fare una battuta, deve essere molto bravo Petrillo, chi per lui, a dividervi la fiscalità del periodo. Ma, e qua rubo il mestiere, state attenti che la fiscalità poi dal 29 ottobre al 31 dicembre non è quella del 117, è quella del 460 articoli 1,9, e il rischio poi di una eccezione di fiscalità commerciale per il vostro ente, che su alcuni aspetti può essere interessante come l'IRAP, ma su altri certamente non lo è, sarebbe veramente un po' deleterio per poi avere 2 anni con 3 fiscalità diverse. Dimmi se ho detto sciocchezze però, Marco. Esatto, esatto. Le modalità per trasformarsi a livello poi di patrimonio, come qualcuno ha scritto nei quesiti, sono sempre le solite due. Se avete l'organo di controllo interno, fa lui una perizia, andando attestando il bilancio d'esercizio con una storicità non inferiore, scusate, non superiore a 120 giorni, quindi perfettamente ci state, no? Con la chiusura dell'anno. Oppure si prende un perito esterno dall'organo di controllo, ma lì c'è tutta una procedura un pochino più articolata, ma comunque ci sono entrambe le procedure. Scegliete poi voi quale fare all'interno in base anche alla vostra organizzazione contabile. Salutiamo tutti, Marco, Va bene, un abbraccio a tutti e stiamo tutti uniti davanti al nostro fisco italiano. e forza Milan. Buona serata e buona Pasqua a tutti. Ciao Marco. Grazie, Grazie. arrivederci a tutti, buona Ciao, Pasqua. grazie. Grazie a Grazie, tutti. arrivederci. Grazie. Ciao a tutti, grazie.